Violenta rissa tra ragazzini finisce con un sedicenne accoltellato alla schiena, sciocca Carbonera, il minorenne grave, 5 denunciati dai carabinieri, forse una rapina all'origine dello scontro tra le due fazioni. Il racconto del residente che ha soccorso il ragazzo ferito da una coltellata: mi diceva aiutami, ti prego, sul posto ieri sera anche il papà di uno dei giovanissimi coinvolti, il sindaco, voglio parlare con loro. Scossa di terremoto tra Vittoriese, Alpago, epicentro a Fregona, nel paese tanti residenti scesi in strada, sembrava un'esplosione, il loro racconto. Domani mattina a Caerano di San Marco i funerali del papà 37enne morto in sella alla moto. Sabato scorso la comunità si stringe attorno alla compagna e alla figlia di nemmeno 3 anni. Congresso regionale della Lega, domani il voto a Padova dalle 8 del mattino, sfida tra Alberto Stefani e Franco Manzato, ci sarà anche Zaia, da parte mia dice nessuna ingerenza. 33 bambolotti come il numero dei bimbi coinvolti posizionati davanti al Tribunale di Padova. Da tutto il Veneto la protesta delle mamme arcobaleno contro la procura che ha impugnato gli atti di nascita dei figli. Ieri sera a Villorba il commissario nazionale per l'emergenza idrica Nicola Dall'Acqua ha annunciato a giorni il piano di intervento per la mappatura e l'escavazione dei bacini idrici lungo i fiumi. In Pullman, tra le colline UNESCO, nasce un nuovo servizio per i visitatori dell'area. A collaborare insieme sono MOM e Trenitalia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ancora una violenta rissa, violentissima, finita nel sangue, con un sedicenne che è stato accoltellato alla schiena, 2 le bande armate, una con il coltello a serramanico, l'altra con una pistola soft air. Forse alla base di questa rissa c'è stata una rapina. 5 i denunciati, tutti giovanissimi, come ci racconta nel servizio di apertura Daniela Sizia. Aiutami, mi hanno bucato, mi hanno ferito, ho tanto male, aiutami, e quindi dopo si è accasciato qui, l'abbiamo messo in posizione e poi il suo amico, un altro suo amico è venuto con lui ad aiutarlo, mentre il terzo è andato via, è scappato. Minacce, calci, pugni e poi spunta il coltello. Una rissa violenta fra 2 gruppi di giovanissimi fra i 14 e i 18 anni. Urla che sono state sentite dai residenti ed è proprio questo cittadino, Paolo Dotto, che è intervenuto per dividere le 2 fazioni. Mi sono affacciato un attimino, poi però mi sono preoccupato perché ho sentito dire c'ha la pistola, poi un altro ha detto c'ha il coltello, e poi quello che mi ha fatto poi intervenire è che praticamente ho sentito mi ha tagliato, mi ha bucato, sto perdendo sangue. A quel punto ho avuto un po' di coraggio e mi sono buttato. Loro non smettevano perché erano in gruppo, e ho cercato di urlare più che potevo. Sul posto sono arrivate immediatamente 5 pattuglie dei carabinieri e 2 ambulanze. Sono stati portati via 2 ragazzini, il sedicenne è ferito alla schiena che è stato ricoverato in prognosi riservata, il colpo gli ha bucato il polmone, ed un altro sedicenne sotto shock. Un amico del ferito è fuggito, era travisato, faceva paura, ci racconta Dotto. È l'unico che mi ha messo un po' di ansia perché aveva questa bandana che gli copriva naso e bocca, e quindi mi è venuto un po' incontro, per cui lì ho avuto un attimo di paura, ma fortunatamente poi è scappato e ho pensato a curare la persona appunto che era ferita. I 2 componenti dell'altra banda sono scappati dalla parte opposta verso questa canaletta dove hanno gettato via il coltello a serramanico, ma proprio in questa zona sono stati bloccati dai carabinieri che hanno anche trovato l'arma. Non solo, i militari dell'Arma hanno recuperato vicino al ferito uno zaino dove all'interno c'era una pistola soft air. Tutti e 5, a vario titolo, sono denunciati a piede libero per rissa aggravata, lesioni gravi e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Ora le indagini per ricostruire quanto accaduto. Forse il movente è quello della rapina, ma gli investigatori non escludono altre dinamiche. Fra le ipotesi anche che questo incontro fra i 2 gruppi fosse stato programmato. La posizione di ognuno di loro è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Siamo sconcertati, continua Dotto. Da genitore, una figlia che ha l'età di questi ragazzi, ho sempre più paura a permettere anche a mia figlia di uscire, e purtroppo non capisco dove stiamo andando, perché una volta, scusate se l'età, ma una volta ci divertivamo con un pallone, con certi giochi molto semplici. Qua sembra che si divertono con armi.
E a Carbonera c'è ovviamente sgomento, sconcerto tra i residenti, sembrava, raccontano, una scena da film. Una nottata passata insonne, un ragazzino sanguinante a terra, le armi, la rabbia di questi giovanissimi. In via Grande a Pezzan di Carbonera c'è sconcerto. Siamo rimasti proprio allibiti dalla situazione, 2 ragazzi per terra, uno che perdeva tantissimo sangue. E io come genitore sono comunque preoccupato perché la situazione non è bella, se già in questi paesi qua succedono queste cose, insomma, sicuramente da genitore dovrò controllare di più anche le mie figlie. Terribile veramente, ho detto qua non si sa più niente, come che si va a finire, Gli erano tutti giovani, gli scampai, però gli acciappai. Dispiace perché comunque sono ragazzi che forse non hanno bene capito il valore della vita, perché veramente per delle robe stupide, stupidate, alle volte uno ci può anche rimettere la vita. Il ragazzo ferito si è accasciato di fronte alla casa di Paolo Dotto, che ha chiesto alla moglie di chiamare subito i soccorsi. Abbiamo subito mi ha urlato di chiamare subito carabinieri e ambulanza, abbiamo aspettato i soccorsi, usciva tantissimo sangue, per cui insomma siamo stati qua con altri vicini e abbiamo soccorso. Senta, ma ragazzi che voi avete visto qua in zona? Mai visti, mai visti. Non li conosciamo, ma hanno detto, perché poi mia figlia è arrivata anche mia figlia, uno tra l'altro poi è svenuto dall'agitazione, quando si è ripreso l'ha fatto un po' calmare e ci ha detto che aveva 17 anni, gli ha un po' raccontato delle sue cose. A terra sono rimasti gli zaini, un paio di occhiali e 2 biciclette, tutto è stato recuperato dai carabinieri. Sul posto è arrivato anche il papà di uno dei ragazzini coinvolti nella rissa. Però Il padre che cosa vi ha detto? gli ha detto, il punto della situazione è che tu comunque andavi in giro con un coltello, gli hai fatto capire, vabbè che ti sei voluto difendere, se è così la realtà, perché dopo bisogna capire. Però è strano che tu già andavi in giro con un coltello, la cosa fa pensare, no? Partiti da casa con un coltello ed una pistola soft air, non una passeggiata con amici, non una serata di svago, un appuntamento che poteva trasformarsi in una tragedia, l'ennesima. A qualche chilometro da qui l'omicidio di Aymen, 17 anni, accoltellato a morte per una questione di droga, in carcere per questo delitto un 18enne. E sul posto che avete visto nelle immagini raccontato da Daniela Sizzi è arrivata anche la sindaca Federica Ortolan, che vuole andare a parlare con questi ragazzi. Appena mi saranno forniti appunto i dati di questi ragazzi che risiedono nel mio comune, sarà mia intenzione appunto incontrare loro e le loro famiglie. Non tutti i ragazzi erano di Carbonera, qualcuno appunto proveniva anche da fuori comune. 3 ragazzini, i 2 portati in ospedale e quello scappato sono di Breda di Piave, i 2 fermati con il coltello invece di Carbonera. Una vicenda inquietante che deve far riflettere, spiega il sindaco. I tempi sono cambiati perché sì, partire già da casa con un coltello non va bene e quindi bisogna capire qual è la dinamica esatta che spinge un ragazzo di 16 anni che deve trovarsi la sera con i propri coetanei appunto ad avere un coltello in tasca e a difendersi forse o aggredire qualcun altro della sua stessa età. Le indagini dei carabinieri che stanno ora raccogliendo gli elementi e le testimonianze. C'è una collaborazione anche per la visione appunto delle telecamere, visto che comunque la zona è in qualche modo videosorvegliata e poi capiremo meglio la dinamica. Immagini che saranno visionate dai militari per ricostruire questa violenta rissa. Questa è una zona tranquilla, ha spiegato il sindaco, mai mi sarei aspettata una cosa tanto grave. Possiamo sicuramente farci molte domande, cercare di capire cosa si può fare di più per i ragazzi, ecco, però comunque rimane lo sgomento, ecco. Tra Vittoriese e Alpago è stata una mattinata di paura per una scossa di terremoto, epicentro a Fregona, 2,9 gradi sulla scala Richter, ma a sorprendere è stato più che altro il boato. Mai sentita una cosa del genere, dicono i residenti. Prima un boato e poi il pavimento che sussultava, poi sentendo anche i vicini di casa tutti fuori, perché al momento siamo usciti tutti, e dicevano appunto sta scossa di terremoto. Assolutamente distintamente è stata proprio un boato, una deflagrazione vera e propria, cosa che non avevo provato neanche nel 76 per dire, perché appunto c'era il terremoto che ha colpito il Friuli, non aveva questa tipologia di deflagrazione e stamattina è stata veramente una
un colpo a ciel sereno, una botta unica, non ho mai sentito un terremoto così. Pensavo che fosse scoppiato il microonde, magari, ma sono andato fuori, è successo una bombola del gas, qualcosa, come una bomba. Non ci sono stati danni a persone o cose, ma difficilmente gli abitanti di Fregona dimenticheranno il frastuono che ha preceduto la scossa di terremoto registrata alle 7:21 del mattino. I sismografi hanno fissato l'epicentro tra il comune dell'Alto Trevigiano e l'Alpago a 12 km di profondità, 2,9 i gradi sulla scala Richter, tante le persone in strada. A un certo punto mi sono svegliato, ho trovato le pareti che si muovevano, insomma, della mia casa. Una cosa che ho già subito nel 76. Eravamo già aperti, abbiamo sentito un gran boato e le bottiglie che si muovevano. Boato, sì, ma proprio nel basso, quindi sembrava sottoterra, insomma. Ero qua, sinceramente ho pensato che mi fosse scoppiato qualcosa sotto, come un fusto o qualcosa del genere, invece dopo abbiamo capito che era il terremoto. Il sindaco Patrizio Chiesa ricorda come Fregona, così come tutta la fascia dell'Alpago e Vittoriese, sia tra le più sismiche del Veneto e d'Italia. Spero in un fenomeno isolato, dice, ricordando tutti i lavori di adeguamento portati avanti negli ultimi anni nei plessi scolastici del comune. Il centro decentrato della Protezione Civile del Veneto ha certificato come la scossa sia stata avvertita in tutta l'area, da Sarmede fino a Ponte nelle Alpi. È stato veramente un colpo forte, che sembrava come un camion che ti fosse venuto addosso alla parete, sembrava una cosa così. Domani alle 10:30 nella chiesa di Caerano di San Marco i funerali di Manuel Bolzonello, il giovane papà di 37 anni morto sabato scorso nel tragico incidente in sella alla moto in via Cadore a Caerano. Tutta la comunità si è stretta attorno alla sua famiglia in questi giorni. Manuel lascia la compagna Jessica e la figlia Giorgia di neppure 3 anni, oltre ai genitori e alla sorella. Voltiamo pagina dalla cronaca alla politica. Ci siamo, domani il congresso della Lega per eleggere il nuovo segretario dopo le tensioni e le polemiche delle ultime settimane, in verità degli ultimi mesi. Liga e impresa, le priorità di Franco Manzato, autonomia e riorganizzazione del partito, quelle di Alberto Stefani. A intervenire sarà anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Nessuna ingerenza, dice, è la sublimazione della democrazia. Non anticipo nulla, nel senso che parlerò a braccio dopo aver sentito l'intervento dei due candidati. È la sublimazione della democrazia, nel senso che i militanti, i loro delegati sono attori protagonisti della giornata del congresso. Io con ossequio e rispetto massimo non ho mai voluto fare ingerenze su nessun congresso, perché penso che sarebbe assolutamente non corretto da parte mia, per la carica che ho, fare ingerenze. Nessuna intrusione, continua a dire Luca Zaia, ma è chiaro che il suo al congresso di Padova sarà l'intervento più atteso. Dopo i due candidati che apriranno i lavori, toccherà infatti al governatore prendere la parola, e questo al termine di settimane, anzi mesi, di fibrillazioni in Casalega, culminate con l'addio amaro alla corsa di Bulldog Roberto Marcato, peso massimo del Carroccio, al quale buona parte dei leghisti trevigiani ha preferito Franco Manzato. Sarà lui a sfidare il commissario uscente Alberto Stefani, che lancia un tour per l'autonomia e pensa all'organizzazione del partito. Liga e impresa, le parole d'ordine per Manzato. Un appello molto semplice: torniamo a una Liga moderna che guarda al futuro, ma che sappia rappresentare le esigenze del territorio del Veneto e portare le istanze dei veneti, delle imprese, delle famiglie a Roma, e non il contrario. La Liga Veneta è talmente forte e talmente radicata che può costruire un rapporto importante col tessuto sociale del Veneto, e noi puntiamo su questo. Riprendersi il Veneto sostanzialmente. Tornare ad essere i protagonisti, tornare ad essere quelli che in qualche modo hanno interpretato benissimo la società veneta negli ultimi anni. È innanzitutto quello di una Lega che guarda avanti, di una Lega coraggiosa, di una Lega capace di affrontare le sfide dei prossimi 20, dei prossimi 30 anni, soprattutto che si riparta uniti da lunedì per vincere i 350 comuni al voto e le elezioni europee. La priorità è quella di essere in mezzo ai cittadini. Ho illustrato la possibilità di fare un tour sull'autonomia, spiegando lo stato di aggiornamento del disegno di legge sull'autonomia in tutte le circoscrizioni, investire nella formazione, investire nei corsi di formazione politici. Inevitabile fin da ora guardare alle regionali 2025 e alla presidenza. Spetterà alla Lega e io spero che si possa tornare a votare Luca Zaia per un terzo mandato. Che la Lega sia il primo partito e confermi ancora la sua presenza come guida della Regione Veneto. Con Zaia, senza Zaia? Quello che deciderà lui.
Quindi se Zaia decide di rimanere e se è possibile farlo, magari sarebbe un bel risultato. Ha fatto bene negli ultimi anni, può far bene anche il prossimo. cosa si augura? Ma che andiamo avanti, è ovvio, si va avanti, si farà il congresso e si va avanti ancora, insomma Lega ne ha fatti tanti di congressi e ne farà tanti altri. Tante persone questa mattina anche dalla Marca trevigiana che hanno preso parte alla manifestazione delle mamme arcobaleno davanti al Tribunale di Padova. Gli atti di nascita dei loro figli sono stati impugnati, come sapete, al fronte politico di questi giorni dalla Procura. Siamo famiglia, a terra, 33 bambolotti con le buste verdi delle raccomandate recapitate dall'ufficiale giudiziario. La manifestazione delle mamme arcobaleno davanti al Tribunale di Padova è silenziosa, ma il messaggio è uno solo: siamo famiglia, e quella busta verde in pochi minuti ha cambiato le vite dei loro figli. La rabbia e la preoccupazione nelle lacrime di Elisa di Conselve. Io ne ho due in arrivo dalla mia compagna e non potrò registrarli e quindi non saranno fratelli. Ditemi se è normale questa cosa, diteglielo voi, non voi, che glielo dicano loro a mio figlio di 7 anni che si vanta, che sta per avere 2 sorelle, che non sono le sue sorelle, che glielo dicano. 2 maschietti di 7 e 4 anni e 2 gemellini in arrivo dalla compagna Sara. A mio figlio un giorno stavano giocando con gli amichetti e gli ha detto io ho 2 mamme, lo sai, ma guarda, sai come te lo faccio vedere che ho 2 mamme? Adesso loro sono là che parlano, io chiamo mamma e si girano in 2, vuoi vedere? Mamma, ci siamo girate tutte e 2 e fa, eccole là, quelle sono le mie mamme. Lui è orgoglioso della sua famiglia. E poi c'è Laura che con la moglie Irene è stata la prima a ricevere la raccomandata. I suoi figli rischiano ora di avere cognomi diversi e di non essere riconosciuti come fratelli. Tornare indietro non si può perché sarebbe un trauma per loro, è un trauma per tutte le altre famiglie. E purtroppo temo che questo possa ricadere anche su famiglie che stanno progettando di avere dei figli, che sono le persone forse che ho a cuore tanto quanto i miei figli. Non solo le famiglie arcobaleno a manifestare, con loro ci sono anche le mamme dei compagni di scuola dei loro figli, ci sono i nonni che temono di non poter più far parte legalmente della vita dei loro nipoti. Trovo anche, a parte la crudeltà, e non capire perché un bambino che è stato desiderato, accolto, amato, educato in una famiglia possa essere con un tratto di penna cancellato. I rapporti, l'amore non può mai venire cancellato, solo che creano tanti problemi a queste famiglie, a questi bimbi. Veramente si vuol fare i bambini di serie A e di serie B. E mentre Padova manifesta, a Milano per i figli di 3 coppie di mamme, il Tribunale apre uno spiraglio di speranza, ritenendo inammissibile il procedimento di rettificazione degli atti dello Stato civile utilizzato dalla Procura per chiedere l'annullamento della trascrizione dell'atto di riconoscimento del figlio da parte della madre intenzionale. Storie di vita da un lato, lo avete sentito, scontro politico dall'altro. I parlamentari del PD Zan, la trevigiana Scarpa vanno all'attacco del governo. Continuerà una resistenza e una mobilitazione fuori e dentro le istituzioni fino a che non sarà data giustizia a queste bambine, a questi bambini e a queste famiglie. L'onorevole Zan, fuori dal Tribunale di Padova, insieme alle mamme arcobaleno, promette di portare le loro storie e i loro diritti in Parlamento e attacca il governo di centrodestra parlando di battaglia ideologica anche in materia di diritti. Purtroppo la destra usa questi temi come clave ideologica e i diritti umani non dovrebbero essere di parte né di destra né di sinistra. Purtroppo alcuni lo fanno diventare un fatto di campagna elettorale sulla pelle dei bambini e delle bambine, sulla pelle di queste famiglie, e questo lo trovo veramente inaccettabile, al limite del criminale. Senta, come commenta le dichiarazioni del ministro Roccella, che ha detto poi penseremo anche a una sanatoria per i figli, però parliamo nati con gesta GPA? Beh, intanto i figli non sono un abuso edilizio, dunque eviterei di usare la parola sanatoria. Stiamo parlando di vite, stiamo parlando di famiglie. Poi la stepchild, io ricordo che loro durante le unioni civili l'hanno profondamente contestata e adesso improvvisamente diventa la panacea di tutti i mali. Però la stepchild adoption, ovvero l'adozione in casi particolari, richiede anni e anni, sentenze, molti soldi, lungaggini burocratiche, assistenti sociali, psichiatri. Insomma, non si può aspettare che un bambino venga riconosciuto il genitore intenzionale dopo 7 anni di sentenza. Questo è inaccettabile. Per cui insomma la Roccella
mente sapendo di mentire. Insieme a Zan anche la giovane parlamentare del PD trevigiana Rachele Scarpa. Mi sembra veramente non voler vedere la realtà e le conseguenze molto concrete, molto reali e molto dolorose che la persecuzione che si sta facendo su questi bambini avrebbe atto. Per me si sta creando degli orfani di Stato ed è molto grave che ci sia un pezzo di politica che non solo asseconda ma anche sostiene attivamente con una vera e propria campagna d'odio alla fine questa iniziativa della Procura di Padova. Il Partito Democratico Padovano insieme a Coalizione Civica, Sinistra Italiana, Socialisti e Ampi domani alle 11 manifesterà per i diritti delle mamme fuori dal comune di Padova. All'iniziativa dovrebbe partecipare tutta la giunta del sindaco Sergio Giordani. Voltiamo pagina, ci sono importanti novità sulla gestione dei fiumi che sono emerse ieri sera a Villorba durante un incontro a cui ha partecipato il commissario nazionale per l'emergenza idrica Nicola Dell'Acqua. Prima accumuliamo meglio l'acqua, rifunzionalizziamo le vecchie opere, dopo ci sarà anche un ragionamento di risparmio idrico. Pulire, scavare e rimettere in funzione. Sono queste le direzioni operative del commissario di governo per la siccità. A confermarlo ieri sera a Villorba Nicola Dell'Acqua, che ha pronto un piano a respiro nazionale con importanti implicazioni per la Marca e il Veneto. Quindi lei farà una mappatura per vedere la situazione complessiva per poi poter interagire. Assolutamente sì, il mio compito è questo, insieme alle autorità di distretto stiamo organizzando e direi che fra una decina di giorni mi presenterò alla cabina di regia, che è il vero organo consultivo di questa emergenza, e a illustrargli i dati di vedere quello che si può fare sul territorio. Sotto esame quindi tutti i bacini lungo i fiumi, come ad esempio l'invaso di Busche lungo il Piave, a cui seguiranno le ordinanze per far intervenire le ruspe con l'obiettivo di ripristinare gli invasi e il duplice scopo di raccogliere l'acqua per far fronte alla siccità e di gestire possibili piene derivanti da intensi ed improvvisi fenomeni temporaleschi. Del resto, sottolinea Dell'Acqua, è questo il vero scopo del commissario nazionale all'emergenza idrica. Il compito che ha il commissario, scritto chiaramente sulla legge, è quello di andare a verificare tutti i bacini, ad esempio quelli di montagna, per verificarne la vera funzionalità idraulica. Sono passati meno di 3 anni dall'inaugurazione del Parco Eolo a Treviso, una struttura frequentata da tanti giovani che chiedono al comune di intervenire per le manutenzioni. Di cosa chiedi all'assessore? Non lo so, probabilmente di mettere un po' a posto il campo, perché per ragazzi qui del quartiere, ma anche che vengono da più lontano in bicicletta, è comodo questo campetto. È la voce dei ragazzi dell'Eolo, campetto appena fuori le mura di Treviso. Un punto di incontro per tanti giovani che da 3 anni lo frequentano per fare sport, ma anche semplicemente per stare insieme. Parco che però non tutti rispettano, come si vede dalle immagini. Latine cartacee nell'erba, indumenti abbandonati, fino ad arrivare all'ennesima bicicletta probabilmente rubata e poi abbandonata. Poi ci sono i problemi alle strutture sportive, partendo dal campo di basket che divide equamente con quello di skate l'interesse dei giovani. Il campo è pieno di bolle, penso che si sono formate col tempo, non so come, piene d'aria nel campo, che lo rende abbastanza impraticabile, perché se ci palleggi sopra è difficile poi anche riprendere la palla, e le linee sono poco visibili. Il canestro è messo tutto sommato bene e poi manca un canestro dall'altra parte. Più che vandalismi sembrerebbero segni di usura da utilizzo intenso, anche se gli stessi ragazzi ammettono che non tutti hanno a cuore il loro campetto. A volte sì, qualche ragazzo fa un po' di confusione, urla così, non so, però... Situazione che è già arrivata in municipio con l'assessore ai lavori pubblici, che risponde così ai ragazzi. Innanzitutto inizieremo con la sostituzione di 2 canestri e poi metteremo a posto anche il fondo e la relativa assegnatura del campo. L'altra novità riguarda il controllo della struttura. È arrivato il momento anche di fare il bando per una gestione che possa, con dei ricavi anche propri, avere la finalità anche di guardiania, ma anche fare corsi. Infine è l'assessore a lanciare un messaggio ai giovani dell'Eolo. Ragazzi, noi lo mettiamo a posto, però vi chiedo di tener cura di questo bellissimo parco, e se c'è qualcuno che magari si comporta in modo maldestro, segnalatecelo, perché non è mio il campo, non è vostro, ma è di tutti. Pronti per andare a Conegliano, ma subito dopo la pubblicità, fra poco. Diretta per salire su di un pullman e andare tra le colline UNESCO c'è un nuovo servizio.
E la volontà di valorizzare il sito Patrimonio dell'Umanità con la sostenibilità, con questo link ferro-gomma, la possibilità di portarsi le biciclette e quindi di pensare ancora di più a un servizio che dovremo dare a quel milione di turisti che arriverà entro i prossimi 5-6 anni. Arrivare in treno a Conegliano e raggiungere in autobus le colline UNESCO, tappa dopo tappa, fermata dopo fermata, si chiama Prosecco, Hills Link, la nuova soluzione che dal 1 luglio Trenitalia e MOM metteranno in campo per accompagnare turisti e visitatori alla scoperta del patrimonio dell'umanità. I pullman sono pronti a partire per un anello che regalerà emozioni sia paesaggistiche che enogastronomiche. Noi siamo fiduciosi che questo servizio treno gomma sia molto usato poi dalla gente. È importante che nella mobilità pubblica il treno e la gomma siano insieme, perché è così che la mobilità pubblica può in qualche modo dare un segnale anche rispetto al mezzo privato. 60 persone che salgono su un autobus come questo sono almeno 30 auto in meno. A questo si aggiunga la possibilità di trasportare le biciclette. Un quarto di quelle movimentate in Italia, circa 25 milioni, passa per il Veneto. Insomma, operazione pienamente sostenibile. Peccato, dice Zaia, per il colore. Cerchiamo di fare una roba, ci mettiamo noi il costo, ma li dobbiamo far verdi con l'immagine delle colline. Perché quando il pullman passa non si deve vedere. Rosso sulle colline non mi piace tanto. A Roncade intanto è tutto pronto per la notte bianca di domani sera. Notte bianca che torna nel suo intero splendore, perché dopo i 2 anni appunto trascorsi nel quale abbiamo comunque fatto qualcosa, questa è proprio il ritorno ufficiale. Notte bianca che porta persone, turisti e movimento nel paese, negozi aperti e bancarelle di artigianato per sostenere anche i commercianti. Li accogliamo con un entusiasmo enorme, specialmente dimenticando e sperando di dimenticare questi anni orribili che abbiamo appena trascorso. L'accogliamo con entusiasmo perché ha sempre avuto successo enorme e tutto quello che porta gente, attrazione, attenzione e voglia di visitare il nostro centro ci rende orgogliosi come cittadini e come residenti e anche avvantaggiati come commercianti. E anche i locali sono pronti ad accogliere tutti i residenti e i visitatori. Come tutti i locali, come anche tutti i commercianti, ci siamo caricati di bibite, di snack e di quant'altro. Street food, ok, tantissimo divertimento, musica. Speriamo sia una festa per me e anche per tutti gli altri locali e commercianti del paese. Non mancherà l'aiuto dei volontari della Proloco. Il gruppo di lavoro della Proloco siamo una ventina di persone, non di più, però è un gruppo di lavoro che si avvale anche di altre collaborazioni di vari gruppi parrocchiali e arriviamo anche a 30-40 persone. Notte bianca che arriva quasi al termine di un mese di eventi che si concluderanno il 29 giugno. Una manifestazione che quindi ha il degno coronamento nello spettacolo di Lella Costa perché ha visto proprio tantissime attività anche lungo la Notte Bianca, ne troverete davvero per famiglie, bambini, per i giovani, per adulti, ecco un cartellone vasto in cui ognuno ha potuto trovare un qualcosa per lui. Si spera ovviamente nel tempo e a tal proposito sentiamo cosa ci dice il nostro generale Iannicelli. Permane su di noi un vasto campo di alte pressioni, anzi sulle nostre zone si è localizzato un secondo massimo limitato che però da quella posizione richiama aria instabile, un po' più fresca, che complice appunto le temperature alte un po' su tutti i nostri territori potrà dar vita ancora fino a questa notte a qualche fenomeno di instabilità. Quindi poi l'anticiclone dell'Azore, è ben evidente anche questo sulla carta, e dall'Azore si estenderà con decisione su di noi, questo assicurerà 6, 7, 8 giorni di tempo stabile, quindi prevediamo per sabato e per domenica, tempo soleggiato, pomeriggio un po' di attività cumuliforme, qualche fenomeno sui rilievi ma di brevissima durata. Tempo soleggiato, dicevamo, durerà per quasi tutta la settimana, poi per fine settimana prossima se ne riparlerà. I venti sono deboli con qualche rinforzo dei quadranti orientali, ecco le temperature è la nota dolente, le minime velocemente oltre i 20 gradi, le massime dopo un piccolo calo di nuovo 32-33 gradi. Ricordo temperature prese all'ombra, quindi
la persona che è un po' al sole deve subire, insomma, sulla testa temperature che si avvicinano ai 50 gradi. Per quanto riguarda poi c'è l'umidità molto alta, quindi queste due, temperature alte e tasso di umidità alto, fanno sì che abbiamo un tipo di tempo estremamente disagevole, tecnicamente diciamo opprimente. L'Alto Adriatico è previsto da poco mosso, localmente mosso per le prossime ore. È tutto. E noi adesso andiamo a Belluno. E anche nel bellunese è stato avvertito distintamente il terremoto di cui vi abbiamo parlato di fatto in apertura di questo telegiornale. L'epicentro, come sapete, è tra Vittoriese e Alpago, a 12 km di profondità nel comune di Fregona. La scossa alle 7:21 del mattino, magnitudo 2,9 della scala Richter, ma soprattutto quel forte boato come un'esplosione che è stato avvertito in tutti i comuni della zona. La scossa è stata percepita a Tambre, in comune poi di Alpago, Belluno, Ponte nelle Alpi, Limana e Chies d'Alpago. La cronaca amministrativa ci porta in Cadore per il primo mese da sindaca del primo cittadino di Pieve e di Cadore, una storia forse piccola ma che ha il sapore della favola. Primo mese da primo cittadino per Cindy Manusci, avvocato civilista 31enne, primo sindaco italiano di origini albanesi, che è arrivata nel nostro paese a 8 anni e ne ha ottenuto la cittadinanza nel 2015. La sua elezione è stata una vera e propria rivoluzione per Pieve di Cadore, dove Giuseppe Casagrande, volto noto del giornalismo televisivo veneto, dopo un solo mandato ha lasciato, come aveva sempre detto. È stato un mese sicuramente impegnativo. E nulla di ciò che non avevo previsto, nel senso che mi ero già preparata alla difficoltà di gestire e amministrare un comune come Pieve, che nel suo piccolo è comunque un capoluogo, ecco, del Cadore. La sua elezione è stata quasi una sorpresa perché a poche ore dalla presentazione delle liste i segretari provinciali dei maggiori partiti nemmeno sapevano si sarebbe presentata. Ora ha davanti un lustro di tempo per mettere in essere le sue idee. Una cosa fatta è sicuramente aprire dei canali di comunicazione con la cittadinanza, era una cosa impellente perché si era creato una sorta di barriera tra comune e piazza, diciamo. E una cosa che faremo è innanzitutto provare a mettere mano da subito alle manutenzioni a partire dai cimiteri, ma anche del pubblico decoro in vista dell'imminente stagione estiva che in realtà è già iniziata, ecco, quindi per fare fronte nel migliore dei modi ai turisti che verranno a Pieve. Parliamo di sicurezza in montagna, di elisoccorso in particolare, perché è stato potenziato il servizio con l'attivazione di un secondo elicottero a Belluno e con una nuova convenzione decennale con il soccorso alpino, e questo dopo la sperimentazione di successo dello scorso anno forte di 163 interventi. Allo scopo la Regione del Veneto ha stanziato 300.000 euro per il 2023 e 50.000 euro l'anno per tutta la durata della convenzione. Primi bilanci ora che sta tornando alla normalità la situazione in Emilia-Romagna. Nelle terre colpite dall'alluvione dello scorso maggio hanno operato 66 volontari bellunesi di protezione civile. In particolare sono state prestate 371 giornate di lavoro grazie all'apporto dell'ANA Belluno e ANA Feltre, dei gruppi Protezione Civile Antincendio Boschivo di Soverzene, di San Tommaso Agordino di Voltago, di Auronzo, del Monte Perona di Sedico e di Sospirolo, della squadra feltrina Cinofili da soccorso, dei volontari di protezione civile Antelao e dei volontari per la protezione civile ambientale del comune di Alano. La provincia ha messo a disposizione attrezzatura di movimento terra, mentre ogni associazione è intervenuta con la sua strumentazione nei comuni di Imola, Rimini, Faenza, Brisighella, Solarolo e Riolo Terme. E ora facciamo tappa a Feltre per parlare di mostra dell'artigianato. Feltre si torna a mostrare nella sua veste più bella. Per la 37esima edizione della mostra dell'artigianato artistico e tradizionale si sono riaperti gli androni dei palazzi lungo via Mezzaterra e Piazza Maggiore, e per il pubblico alla magia dei luoghi si somma quella di oggetti frutto di artigiani che nel loro piccolo sono veri artisti. Finalmente dopo la pandemia, dove peraltro noi non abbiamo mai abbandonato
l'attività, perché l'abbiamo tenuta aperta perfino nel 2020, perché le cose che si lasciano, soprattutto queste cose che si lasciano per un anno, poi fanno molta fatica a ripartire, quindi l'abbiamo fatta tutti gli anni. Quest'anno i problemi che abbiamo superato gli anni scorsi per fortuna non ci sono più e cerchiamo ovviamente di fare il nostro meglio come abbiamo sempre fatto finora. Un momento importante per tutta la comunità feltrina, per una città che torna a vivere appieno una delle sue giornate più importanti. Per Feltre significa davvero vivere la città in maniera diversa, non soltanto per i feltrini, per tutti coloro i quali verranno a visitare, per gli espositori, significa arte, cultura, bellezze. E per noi è fonte di notevole soddisfazione, diciamo che è uno dei migliori eventi a nostro modo di vedere nel nostro territorio. Artigianato artistico, vetrina per una categoria che è uno dei grandi motori di quell'economia diffusa che è caratteristica di molte aree italiane e bellunesi in particolare. È sempre un modo per portare quelle che sono le eccellenze degli artigiani, delle nostre maestranze, aperte a tutti. È un modo proprio per far vedere e toccare con mano quelle che sono i prodotti, la maestria, e quindi un modo per avvicinare l'artigianato alle persone e far capire che l'artigianato è futuro, non è solo passato. Da Feltre a Cortina, sempre con Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi, per parlare di bocce. Si scrive petanche, ma si legge bocce. Si tratta infatti di uno dei modi, come la raffa e il volo, di praticare questo sport, ormai anche paralimpico. L'1 e 2 luglio a Cortina d'Ampezzo si disputerà la Final Four della Serie A maschile, la finale della Serie A femminile e quella dell'Under 18. La leggenda parla, che è una leggenda metropolitana, ma fino a un certo punto, che per favorire un atleta che poi era un grande giocatore, un grande atleta, che divenne disabile, quindi non poteva più praticare quel tipo di gioco, quel tipo di specialità, credo che fosse il volo, allora crearono questa specialità, perché il bocce può essere declinata in 500 specialità, si può giocare in tutte le maniere possibili e immaginabili in qualunque superficie di gioco. Per cui venne fuori questo termine, appunto pétanque, piede unito, e quindi vuol dire che si gioca con un cerchio di 50 cm, non devi toccarlo, fermo, e devi lanciare le bocce, diciamo, nel raggio tra i 12 metri, 14 metri massimo. Sono bocce in metallo da 700 grammi. Nell'individuale gli atleti ne hanno 3 a disposizione e non 4 come nelle bocce cui si è abituati a vedere in Veneto. Le squadre finaliste arrivano tutte da Liguria e Piemonte, in particolar modo dalla provincia di Cuneo, con atleti che vanno dai 18 fino ad un massimo di 42 anni. Ma l'obiettivo è ora di allargare la platea degli atleti e in Veneto si cominciano infatti a vedere le prime squadre. Cortina in questo momento sta vivendo un momento magico sotto il profilo sportivo, quindi di conseguenza ci sembrava giusto e doveroso da parte nostra cercare di riuscire a dare lo spazio a una manifestazione che secondo me ha un valore sociale molto forte e una proiezione verso il futuro, verso qualunque tipologia di persona voglia praticare uno sport come questo. Ha detto spazio, quindi diciamo a Cortina dove si giocherà. Esattamente, si giocherà sul piazzale della stazione vicino alla partenza della funivia del Faloria. Non ho altri aggiornamenti anche sul fronte del maltempo, la situazione appare sotto controllo, ci sono stati temporali e anche grandinate soprattutto nella zona di Noale e Scorzè, ma i danni sono stati modesti, il fenomeno è in esaurimento nelle prossime ore, dice l'ARPAV. È quindi tutto, e a tal proposito vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica di nuovo ben salda. Sarà un weekend di bel tempo con caldo moderato. Vediamo il dettaglio di sabato 24 giugno. Sul Veneto tanto sole, non sono attese precipitazioni. Il cielo, come vediamo, si presenterà sereno o al massimo velato. Qualche addensamento in corrispondenza dei rilievi, ma innocuo. Temperature in lieve calo, ma clima afoso, minime tra 16 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 31 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato, su pianura e costa prevalenza di cielo limpido, sui monti poco nuvoloso. Soffierà bora moderata sulla costa. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime comprese tra i 29 e i 31 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà in gran parte sereno e stabile, con qualche cumulo sui rilievi nelle ore più calde. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 32 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.